Costa, prima di tutto buonasera a tutti, grazie dei Sienius. Questa è una dia di festa con gli amici della poesia. E perciò questa dia di festa da peso grazie proprio a chi funti noi, a tutti i soci che funti accudiusi e che ci hanno aiutato a preparare questa dia di oggi. Perciò comincio con i ringraziamenti. Prima di tutto su Comune, su Sindica e Stinova da intervenire di voi per salutare, l'amministrazione comunale del Tuganta, l'assessore della cultura, il sistema su proprio e finché socia dei amici del Savoisi. La biblioteca ci ha aiutato bene, benissimo, ci sta aiutando molto. Ci ha aiutato bene a preparare questo premio poesia Anna Cristina Serra e tutto sa giuria. Anna Cristina è proprio la prima volta, se vuoi commenti organizzare, commenti vari su concorsi, su bando ci hanno aiutato benissimo. Duilio Gaocci, Clara Maria, Antonio Osannia e Sandro Ghiani. Sandro Ghiani è su numero 11, Cosa Nostra, in questa associazione. Questo che segna da gol e questo che vince se tre balla da il centrocampo può correre esatto che deve segnarsi. Questa dia di oggi non si adesso possa fare senza deguda gente umili. Meta di questo socio, fondatori di questa associazione, non ci fonti manco bruci. Permettete che io vado dentro Giuseppe Gori. Azzucchico Peppadori, Giovanni Lecco, Mascagna, sia Elias di Chicchi Amato, Mansueto Sanna, Ninne Colla, Giovanni Mura, Sarromo Aio, su Maestro Mura, Giovanni Mura, Sarromo Aio, nipote di Pietro Mura, Egidio Murtas. È curioso, tutto gente fuori di su Maestro Mura, tutta gente che non ha studiato, gente che è della condizione della scuola, della scuola, della cultura pure si può nascere, però appassionata di poesia. Questa è una cosa troppo curiosa, mi fa, forse se mi fa fastidio di pensare che questa passione, questa poesia, questo cercare questa bella cosa che è questa poesia ben girata. La gente commenta a noi, ummi che pago studiata e che invece si scopre sul luogo che si è da per studiare, che si è da per approfondire e finché si imparare a esatto sulla letteratura, su guardare, su questioni pure, bene, in questa scuola non si fa. Applauso, ve lo faremo da questa gente. Ormai la poesia è questa gente, probabilmente, e noi siamo dei senori, ma questa è una cosa che non mi piace, gliela deve diventare questa poesia, una cosa che ci da portare a scuole, che ci da portare finché il luogo che è esatto, segreti che appunto è più importante. A me mi pare che sia importante finché sul luogo che è uscito questo media a noi comunque. Una cosa importante per oso, che si fragili e perciò che si chiusa. Ma per ricordare il socio che hanno fondato questa associazione, hanno detto sul merito di fare una cosa che è pratica a sa gente. E infatti si deve stare aggiunto Leonardo Carrisi, un poeta finché è meda bravo, purtroppo ci sono salutato, c'è un lumeno, tutta gente che non sa gatta Bruce, purtroppo. Dei presenti si ne appagnomare bravissimo. Sì, Cicino Vulghesu, un altro poeta de Vaglia, la Coeso che vi è contentissimo di arrivare di questo socio cosa nostra. Gigi Bucci, Sciugori, Ciccio Giorgio, si Antonio Azzei di Ursa, gatta ancora, ma è stanziato e noi venendo Bruce.
questo premio è sul coronamento di un disegno che è già in conca del fare di un montone anni. Già quando vi è il presidente Giuseppe De Iana, vi è il suo presidente prima e mille, vi ha vedendo di questo premio, e già in suo 2018 come ente direttivo, tutto pronto per lo fare. Fette che ne venne su Covid e si deve più firmare. Perciò prima di Ocano noi stiamo a fare. Ma già è una cosa che anda bene tutto, perché Ocano proprio festato 20 anni da quando nasce questa associazione. E tanto su, ecco no, io sono nuovo in dia con un premio che ha contato 62 poesie presentate, 14 poesie di queste scritte, poesie dedotte sulla letteratura che veste fuori da Sardegna e che non è stata sfogliata a Sansara. Una poesia spagnola, un'altra francese, alcune italiane e 16 contos. Per un totale di 42 persone che si sono poste a gioco, che si sono offrire a misurare con questo premio. Sul risultato del suo premio è questo che io sapevo di questo merito. Perciò ho ascoltato i poeti che si presentano a Strebano sul Solo e ci passano sul Meriaici. Prima dei poeti voglio domandare a Luca, su Sindica Iseri, che ho salutare questa gente, perché veramente questa amministrazione sta chiudendo tutto il prodotto e perciò la devo ringraziare. Grazie Luigi, grazie a voi per quello che fate. Io ringrazio, un saluto ai presenti, ringrazio gli amici di Savoisia per tutto il lavoro che portano avanti e tutte le iniziative. Un saluto anche alla giuria e complimenti a tutti i partecipanti. Un'interessante iniziativa quella di oggi, sicuramente legata anche a una tradizione, quella della poesia, che è molto radicata nel nostro territorio. Ne parlavamo con Clara Farina qualche settimana fa. Abbiamo esponenti di spicco in questo territorio, abbiamo Pietro Mura, abbiamo Benvenuto Lovina, Nino Pucci, Luigi Matta, quindi esponenti che hanno dato lustro al nostro territorio, che lo hanno fatto conoscere attraverso la poesia. Quindi un patrimonio sicuramente da valorizzare e da promuovere anche con queste iniziative come questa di oggi, che a parer mio hanno anche una funzione, quella di non far disperdere, non far morire la poesia sarda, e poi allo stesso tempo riescono a creare anche un interesse, una curiosità, a far avvicinare la gente alla poesia, e questa piazza piena nella dimostrazione. Quindi sicuramente un patrimonio culturale da valorizzare, e ben vengano queste iniziative che riescono a promuovere la cultura nel nostro territorio. Come amministrazione saremo sempre presenti a darvi una mano, quindi io non mi dilungo. Vi ringrazio ancora per l'attività che fate e auguro una buona serata a tutti. Eta deponaide, io deponesce te come presidente che sei un già un meta e si una patti di questo premio, e si può aiutare su socio dei amici su questa poesia, siamo amici dessa poesia de Uguru e tutto il giurato su punti amici su meta dessa poesia. Come te presidente il tappo de più vai deu, pago cosa, voi tengo gente in giuria, dannao già su presidente de su socio, tengo gente in manna in giuria, c'è Sandro che è un monumento nazionale, da Snauto Ivuru e in Isili ha fatto un traballo manno, posa cultura, ha fatto cose di adesso su dei importo, posa letteratura, ma finza sa altre questioni culturali. E poi Anna Cristina Serra, una poeta manna, ha fatto parte del premio su questa vicepresidente dei Sozieri, insomma, la conoscesi tutto su a Anna Cristina. Clara Farina, e da deponai, quando questione da ingiuria, è bello ad ascoltare. Antoni Sannia, altro poeta manno, dunque
Su presidenti esti un primus inter pares, concetti di ecci. Non fai da su comandai, a su governai, ecco. E dunque, e poi questa cosa manna che io su più, questa prima edizione, e questa non è una cosa che capita da me da svolta, questa prima edizione hanno partecipato i poeti e gli scrittori si prosperanno su questa sardina. E questo è un merito dei altri, dei si pubblicizzano bene, dei si organizzano bene. Non succede di sempre, anzi sì, questa prima edizione arriva da poter suonare in meta burrumballa, ma un canno è un ligio cosa sa bella sa da importo e si ascoltai poesia, sa contus, patti de contus, creo, che hanno da ligi gli scrittori. Dunque sa pregio un anno con me, arrivai altra sa spero su desistentà in meta con questo premio, deve essere edizioni de 20, de 30, e osatro su non pesa 50 anni su de socio, eccetera eccetera, e grazie a osatro su desi veniu su noi a festai su socio e a festai vinza da su premio. Grazie a Tanto su primo poeta che si riausu è Andrea Lampisi. Andrea è l'unico che ha partecipato a questa sezione di su premio, non vedo ma questa cosa pure sarà che io decido. Su premio è stato fatto in 4 sezioni diverse. Questa sezione D in sede nostra abbiamo fatto poi gli studenti delle scuole, fette che non ci sono rinessi da pubblicizzare i commenti di adesso di meritavo e tanto questa gruppa è sta nostra, insomma, le scuole non si devono accattare di questo. Poi questa sezione C che è fatta poi poesia della letteratura mondiale furiata dal sardo, in quale si sia che stiamo usando le sardine. La sezione B è stiamo conto su in prosa e la sezione A è cosa che vi tocca pruso a sa poesia. Andrea è un picciochetto che studia sia a Maiori che non sbaglio, ma comunque ti presenta tu Andrea, ha partecipato, è subito che ha partecipato a questa sezione B, cosa riservata proprio agli studenti. Dai. Perciò ti presenta e poi leggi questa poesia. Saluto a tutti. Saluto a tutti, come hanno Luis sono Andrea Lampi, vengo da Arcidao, a Sora che ha comandato gli studenti a Sagraria dell'Uragigneto, all'istituto agrario. A Puofio partecipai che mi diletto a scrivere poesia e in su canto puro con questa repentina e questo schema metrico del suo quarto florio, schema che sti sparessendo sia, fu disparesso, devo cercare di recuperare. Devo cercare di recuperare e ho detto se su impago su a tu conosci a uscire scrivere e a uscire improvvisare pure. Si dà ligio. È titolata Canta canta canterino. Canta canta canterino. Semmina un giardino dei gusto bello frorisi. Può formare i sammorisi e si sposa con donnorai. I sammori può formare casesi tu gioielluso. Dei gusto frori belluso e conquistata sa femmina. Un giardino semmina può passare allegria tanta. Canterino canta canta. A si sposa musicata. Con suo cuore imparasata e arrivata a sagoia. In vita ma io e si pochi danno e ferita. Ma io in sa vita e ci bella da passaisi. A sagoia arrivaisi, onnai, ti stimo e t'adoro. Imbrassata con coro e se bella e graziosa. Musicata si sposa. Non manchi di sal rispetto, con un rapporto perfetto. Non ci sia uno sgarro, de vita ti rendi carro, ma ci da sei falenti. De vita carrottirenti, nenti, it ammao che via. Uno sgarro e non ci sia da e noi si dona il supporto con un perfetto rapporto. Uno desatro non si stanchi di essere rispetto non ammanchi. Ai ciechi, dollesi, tanti fillu fadesi, bessan tassausu e fortisi.
Bella siant i sortis lucenti che i stellas, siant i sorti bellas e di amori si dessant. Samus e forti bessant, serenus e tranquillus. Fadei tanti fillus, uno presenti felici e chi dollesi aici. E con questo fuetus, lacrimi in tiso vicetus. Tu sei su commensu e Savini pure pensu, anzi, sin di seo sicuro e Savini penso pure. Grazie. Devo avere proprio con Andrea questa premiazione. Questa che Andrea, come te, non si intende, questa che Andrea, come te tu, ciò che rappresenta su Benidorm, su Grazie, su gli amici di questa poesia, anti Seminau, spero che grazie a maestro bonus, non c'è da pensare che qualcuno, che Andrea è sparissimo. Hai toccato il terreno. Sì. Lei aspetta. Lo aspetto, va bene. No, a Punauga, io cominciare proprio con Andrea a avere questa premiazione, perché Andrea rappresenta da su Benidori, su chi amico di questa poesia, sempre anti-seminau, chi da regola antaici come tiso a dimostrare dei cirivai e dei pochi. Sì, io su questa premiazione, io faccio, vabbè, se data è passata, ma faccio questa valletta del Luigi con questo momento. Una menzione per questa sezione C, che è questa traduzione, sì, riflessione sopra la poesia del Salvatore Nanni, non riuscivo a dire, prego. Non vuole leggere, non vuole leggere? No. No, dove è un noso, sto poesia dove è un noso. Da de peus un tenderi. Sta poesia legge? Sì, è una volta stavo passando. Sono organizzato su niente. Prego. No, prego. Salvatore Nanni di Rosei. Intende? Alzare il microfono di vostra Voi? Allora, bene? Sì, sì. La poesia tradotta dallo spagnolo si chiama Riflessione sulla poesia di Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta romantico spagnolo, nato a Seviglia. Per lui esistono due tipi di poesia: la poesia pomposa che seduce con la sua armonia e bellezza, la poesia breve e secca, la poesia de los poetas, che si produce come l'accordo di un'arpa che non smette di vibrare nulla d'artificio, che sfiora l'anima del lettore e sveglia la sua fantasia. Argumentos supra la poesia. Non mi haces que agabato su tesoro e mancante de argumentos e trata imutine la poesia. Lo che le dicevo. Potem mancare los poetas, ma sempre batai poesia. Vizera canto asuntos palpitan in chiesa a suaso e saluque, e su solo ingalanata a oro e focus, a nubes spartinatas, vizera canto la era volenti in sacoa nuscole e armonias, vizera canto batais in su mundo soberano batais poesia. Vizera che se existencia non logra attaccare su su de sa vida,
e il mare in che battare un pensum che a Sanremo non si spiegata, vince che umanitare a 30 anni noi si sta caliruta andata, vince da quando battare un mistero presumine, battare poesia. Forse conviene a cambiare il microfono. Meglio da poi forse altro microfono funziona meglio, so. Cada si intende di Bruce, ma magari non si sente. Questo? Ah, ma è studiato. Guarda, ma non è qua. Questa sacca non c'è. Siccome deve andare al centro. Che non ci sia ritorno sul microfono, sennò fa il casino. Il microfono deve essere, però è... Allora, non risposta a spiegare, no? Ora dovrà entrare in sé. Ho visto. Bluetooth mode. Ma dai, ci si intendi? Di? No, non mi piace. Tanto, dato che se noi ne approfitto così te da vetti, di Salvatore Nanni che da che stiamo, devi comprendere un vago, qui te lì giù, troppo a destra e sul microfono che funziona in mano. La poesia però merita di essere tornata a digere sia da in suo originato, spagnolo sia in sardo. Ne approfitto per ti parlare. Salvatore. Prova? No, non sembra mica questo. Prova? È meglio? Tanto è nascosto. Con Salvatore abbiamo stato compagno di scuola. Noi siamo elementari, siamo manco in media. Siamo stati compagni di scuola all'Università di Vatta, tutti ad uso. In questa scuola di specializzazione in studi sardi, che poi esiste manco Bruso. Poi si ha questa cosa. Poi a me mi ricorda come te oggi, che quando può entrare in questa scuola tocca fare esami o di ammissione. È scuola di specializzazione in studi sardi a cui si accedeva con la laurea. Poi fai questa cosa, tocca fare il suo compito. E su compito vi ha preveduto italiano, naturalmente. E Salvatore fu stato su studenti coraggioso, che è professore, su presidente di questa scuola, anzi su direttore di questa scuola, in quest'epoca professor Lilliu. E allora volevo fare in sardo su compito, lo posso scrivere in sardo. Beh, non diventa luego che io si diventa da rosa pinnigare tutta questa commissione, diventa che stiamo, e apposta il paghetto con da rosa, oggi dopo diciamo in sardo, però dopo c'è vinto questa traduzione italiana. E Salvatore diceva, grazie, tanto tu faccio italiano, quindi che tu vai, prima in sardo, e poi italiano ci ho su doppio su tempo. E quindi basta. Quando si fa a scuola, poi sardo, che vogliono scrivere in sardo, fai un po' spregieri, però poi noi ad accettare questa cosa. Però a me questa cosa mi stava rara. Quindi studenti tanto coraggioso che era attento il suo coraggio a rinfacci a tutti i professori che anche abbiano speso impegnato su questa lingua sarda, che ancora così te diventa ancora sbagliati dentro in università. E grazie ancora Salvatore. Grazie che non potevo passare. Adresi, allora. Così uso sempre in sezione C, traduzione, se sul non si intende, sul Antonio Longo, è noi, quindi poi divenne ad origine.
mandare un saluto a tutti. Grazie a questa organizzazione che ha fatto questa sezione, questa traduzione. Va bene? Ma devo leggere italiano, scritto in italiano e in sardo? Solo su sardo. Però accosti di sul microfono. Sì. Accustiala sul microfono, però. Questa è una lirica di un poeta elvetico tedesco, Salomon Gessner, traduita in italiano da Ugo Foscolo e portata in sardo da un lamentoso Visoterra. Su titolo e sul lamento: De Cipro, Samadu Deu, saltare a bello brughie de maius a prima die posto capo in sinu meu. Quinto con rosas e l'aro lapo e con umbra difeso, quando vi su sole acceso con murta al gesmino scaroso. Deo in quest'altare, amore, non ti l'ha offerta ona d'ogni dia sa corona, se perenne ogni fiore? Finito un portento, belloso, umidoso ancora, da sobranto es aurora e sbocciato su momento. Ma di riese mananato, de gustos mio lamentoso, che si gerru con sorbentoso, matta e folore scanfurato. Oh villide, ancora sie se scummegu su alterata, commente vi ammarcata de maius prima die. Grazie. Trino questo libro de Luisi Vizzalisi, è un libro bello meda perché non liquidi, è un libro su ramine e sorraminaioso, e salimba de sorraminaio, su gergo de sorraminaio. Cale de Isili non lo conosce, ma penso che lo conoscano tutti, andate a lo comprare, che è importante veda. È un libro che a leggi tu vieni a Satraria, è proprio bello, grazie a Luisi. E tanto proprio te, e un'altra volta non lo dico sul microfono. Ma non lo dico, non lo devo mancare. Passai a San Segretteria. Siamo arrivati a sud d'uso classificato a mamma de Bachisio Gotti, che non mi ricordo mai, di Orune. Gai este. Che oggi ti puoi presentare con il sueldo, se puoi dire, invece se poi ti scerà o dovrai usare traduzione. Grazie. Dopo tanto, ah, non c'è bisogno. Si intende? Buonasera a tutti quanti. Grazie a Giulia per questo riconoscimento e buonare poite a separato questa poesia a Bonato. Canna pulito su banno e te posso tradurre. Ci non sappiamo poesia che ha imparato a memoria da Cannipisas elementare. 70 anni sacchete in terza elementare, questa poesia mi ha colpito su coro. In Medasa, de sos poetas mannos han dedicato poesia a sa mamma, dai Pascoli, a Carducci, a Merini, ma minsa su poeta manno Dante, il suo tentatesimo canto del suo paradiso ha dedicato una bella poesia per sa mamma. Però in questa poesia magari decantano tutto l'amore che una mamma ha dato a un uizzo e è disposta a hackere una mamma per un uizzo. E sa campo separato io, este su chi potete hackere o chi chiede un uizzo per una mamma. Sa poesia che ha separato io este a mia madre e del mondo di amici che forse la gente lo conosce te più come scrittore del libro Cuore più che come poeta, no? Ma è inutile la poesia, l'abbiamo studiata tutti. E l'abbiamo studiata tutto comunque. Io la recito sia in italiano e sia in sardo. A mia madre, non sempre il tempo
la beltà cancella, o la si oran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla mentre inchina il viso perché io le baci la sua treccia bianca. O, quando inferma e stanca, nasconde il suo dolore sotto un sorriso. Ma se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei del gran pittore d'Urbino il pennello divino per coronare di gloria il suo bel volto. Vorrei cangiar con lei vita con vita, darle tutto il vigore degli anni miei, vedermi vecchio lei dal sacrificio mio ringiovanita. Traduzione in sardo. Sa bellezza non sempre scancellata dae lágrimas da tempos e afannos. Mamma mia ha cumplido 60 años, pro la miro e pro bella esta barrada. Non va togliata, zinno o manizzata, che non tocchi su coro che in dulzura. Ah, si pistato mastro di pintura, tutta sa vita l'ha pintata. Gli ha pintato su candido viso vasanne di satrizza pilicana, o cannovezza, stracca e pilicana si cuba su dolore che in suo viso. Secondo in chilo, sa pregadoria non lo dia pedire su pinzello, de suo poeta Manno Raffaello o la glorificare a mamma mia. Vita che in vita querio cambiare, dare gli sornevrili a San Romeoso, viera a mimme vezzo e chinanneoso, e mamma mia, giovane a torrare. Giorno d'uscito che ci sono una votazione, oggi passerà i voti, sa traduzione in sardo, poi come da Zivate e poi come da Zilligia. Grazie. Da Zilligia, da recitare. Se usa il ribauso a suo che vuol dire se è un augurio, e tanasa Antonello Bazzu, imbriagate boss, Antonello Bazzu, su primo premio la sua sezione C. Prima legge sua motivazione e poi Antonello di Basso sul microfono. Charles Baudelaire, uno dei poeti brumanno del Sottigentus, marca ad un tempo di poesia manno e che ne laccana. Bene, si inzetta da insopera e cerata dei suoi traduttori, che mostrando valentia e capacità a rennesciti noi scetti a nostra igis originali, ma da poderai sandanta musicali e visioni accapiadas a un pero poetico. Duvaidi, ondrendida con fueddo sucerau con sabidoria, sonadorisi e misso de significus o espressau con validoria de poeta manno, aici come Antonello Bazzu Esti. Amostendo a grandezza su podere il lacanao della poesia e della lingua nostra, buona, come tutto il lingua del suo mondo, a onorai e a cantare sta poesia che ne laccana. Buonasera a tutti. Chi narrere? Devo iscrivo in saldo e in tatareso, che sono nasciuto in tatari, ma sa venia mia è da Euside, una etichetta in provincia di Nuoro. Ma mi piace che me da fare tradizione, che sono convinto a vero. Il microfono va. A si intendere? Che sono convinto a vero che voltare in saldo poesia e su mondo sia da un esercizio mega importante per i poeti, che ti obbliga
ti aiuta a plasmare, può tornare in italiano, Salimba ha un registro poetico nuovo ed è valore. Quindi mi piace a me da tradurre un poco di tutto in giro, de poetas notidos e poetas meno noti. Ha considerato un'amica carissima, Clara Farina, chi può la leggere mezzo il meta de canto agli avvoti do fare Deo. E Deo come legge la poesia, tanto. Imbriagate, boss. Sempre imbriago schere d'essere. Custu è stutto. È s'unica questione. Pro non intendere su vesu orroroso e su tempusu, che vos trunca si schina e vos accurzia da terra che erede desimbriagare. Che ne vaso? Ma de ite, de inu, de poesia, de amore e de virtude a piegare ostro. Ma imbriagate, boso. E si avvoltasa in sa siscalina al de unu palatto, in serva irde de unu vossu, in sa solesa inchizzata e s'aposentu ostru, vos ischidadese e si imbriaghere il miminata o agabada? Preguntata suentu, a sa sundasa, a sa sistellasa, a sa saese, a surellozzu, a tottu su chi vuede, a tottu su chi tunciada, a tottu su chi roddulada, a tottu su chi cantada, a tottu su chi faeddada, preguntate i toraeste. E suentu, sa sunda, sa sistella, sa saese, surellozzu, bosana rispondere, store bos imbriagare, pro no essere sciao il marturiato dai su tempusu, imbriagate vos tottora de inu, de poesia, d'amore o virtude a piagare ostro. Grazie Clara. Chiedo narrare un'altra cosa. Pro a mie oe e spestamanna, che intendere questa poesia oltata dai sovranzeso a Susaldo, in Saida e Vedromura, pro a mie è un onore. E come chiamiamo sulla sezione B, che è sabrosa, e chiamiamo a Giampaolo Pisu pro su contato su strangio. Grazie Sammela, si intende? Poi su protagonista sul microfono. Grazie a tutti su essere noi, schianti a Paricciao su premio, su bello premio, che è la sua prima edizione, dunque auguro vita lunga a questo premio, a 100 anni. E finché questa giuria può strappare antifatto e poi premiamo su conti certe cose mie. Non so che dopo il giorno che detto, il telefono non è mica altri. Se no, due fuori si legge in cipita adesso conto, che due rese, ci poteva usare all'estero. Niente, questo è il conto di un povero, un nome, insomma, africano che se vuoi deve arrangiare la guerra della terra sua, andare proprio a fare un viaggio avventuroso, attraversando deserto e mari con barcone, arriva in Sardegna e quindi succede di ogni genia. Se legge in cipita adesso conto. Su strangio, su zopi picchiacchi un mattedda brigau, sagarabia gente muta andendi tontona, in gusto deserto burbiu che fuoco. In gussaria tremmi, sandala tu seminata de femminas e omminis che si lasciano andare arrendius a questa marcia disperata. Non arnesceva in scabuglia di questa immagine che lu perseguiata. Sannotti, ritornata in sonno, la sentita tutta cocomao.
Grazie. Su Dedresi, vostra sezione B, su premio Deudonau a Sandro Biccai, vostra opera S'animo sereno, Sandro esti noi, Desindia, abituavo Sandro, o fai un resumo adesso? Non lo volto però su conto, sì, se me lo dai, si può piacere, due scosichette, cioè, mi fa che piacere a mio guru di essere questo zero in Isili, fino a spone un motivo, non so, personale, si può navigare, che l'organizzazione è Amigos della Poesia, 20 anni, mi pare di compreso che stai traballando in questo settore. In Sindia pure abbiamo fatto in su 2002 un sozio che si narra da Rimmas in Sindia. Non siamo la verità, non pago frimaus in questi ultimi anni, e tanto commentato rapida, non potremmo essere in da seguito a suoi amici di Isili, quindi tocca che dovremmo cominciare da bella noi. Dunque a Luigi e a tutti gli altri amici della poesia, saluto di seguire fino a con giovani, con gente nuova, che si questo cammino che si è cominciato. Per su conto, leggo due righe proprio non sposa limba. S'animo sereno. Su chi ha volottaiada, su coro de Tamara non furi, né una frina naschida e scasimò, o po calchimberrio in un usero de caldoluino, e ne manco s'attrivida de suentus aligheresu, torrado a si essere in su trono reale a pustil de parizzaldie spassatas in runda a si diverte da macchine. No, a Beru, si chivonia in rughe, su coro de Tammara, non furi, né una frina de pago conto, né suentus aligheresu, quinto d'este de tuma, ma fumpius a presto, tutto solvento de su mondo, che in induna, aia mutato in tinu e le ha un'altra filata, facinde brottare dai sunudda o da calchi schindita olantica un inferro de sentimento stropoglioso de frimare. Grazie. Pettinotto. Non c'è, è andato via. Giuseppe Pettinotto ha sbancato il premio Sarcedano. Questo in un luogo sul vincitore. Cioè, noi su Giuseppe Pettinotto, noi sul secondo classificato e poi due Vincase terzo classificato in sezione, Dio sa intende di Vincase un'altra volta, però a Giuseppe di precontare su si presentarissimo. Buonasera a tutti. Sono contento di essere in Sarcedano, è la prima volta che vengo a Isili e sono contento Massimo per il tuo premio nuovo, che è una cosa importante, è un premio di poesia in tutti i paesi della Sardegna, perché un premio letterario di poesia o di prosa è un presidio culturale per la regione o per il paese o per la località dove viene istituito. Quindi salutiamo con grande piacere il altro premio, si intende? Va poco. Lo conto è un conto moderno, dimmo. Però ne vedo un pezzaretto così comprendete di cose della Coda della Sirena. Salite uno il coglio, però è qualche cosa di più. Oh cazzo, a domani non ne so parlato della galleria dello Valberi. A settembre notturno, agli aperto dei visti giornalacci, tutto sangue, corri, il tori, tutto in arriva al camo. Calcocchiata notaria è
fu curato dalla fotografia ridenti di un'amprosa bionda, il riquadro, lo calchetto groco di un piccinetto e due colpi il traziato l'ubbioro malfamato di una calche città. Con un presentimento l'occhio soccorriti allo ditto il pantoso ha reso alla risa della femmina. Deo, paria rivolto a me, che tanto. A Giuletto bramoso e vitende la compiaciuta necrofilia dell'articolo. A me riende soprattutto solo alla cruda cronaca culancio ingraugliato allo stomaco. Due valoldi, Edda, l'ex moglie di Zina, Lele, cazzo, tutto torrava, poco da sbagliarsi, era Edda. Come era potuto avvenire in questo modo? Un regolamento tra malgadroni, l'impressata serrata dell'articolista. D'altra parte era l'ex moglie di un noto delinquente, certo, oramai una mezza figura la femmina che mi ha abbigliato sonno e sonni. Fine. Grazie. Scusa, c'è Luisi, non prego. Luisi, su amico della poesia principale. Grazie. Fatta a manco del suo microfono, mi intendete in mezzo, non è vero? Ma pure te noi che come si tratta a saoghe, gusto. Amo su sagascia toracica, come si narra. In due saoghe potete suonare come te chiedete. E tutto pare buddichino quando vedono. Non ho poco preso. Boh, tanto su primo classificato è una pizzina di Natascia Muscasa, intitolato S'ultima volta. Come li paghiamo questa motivazione? E da voi leggere. In questa traschia di dolore, in questa chirca di una libertà, cercare di schide, volia conoscere cosa provai tutto, ma che non mi donai lezioni chi ne si sia, volia la libertà. Va solo un anno alla discuro di un'illusione che è a preschita che una luce, in mano di altro valente chi manco isos sumere desincrasi in sole. Un mondo di anneo e amargura poi traito fino a schie con amore e le vita a corso, in mano della condanna della gente che non chiede comprendere e si chiede afferrare. Ser drogati e l'unica parola di conforto che schindare. Serenella, ho pensato di aderio se dovevo di salvare, cosa aggiungo cosa tua, e che a mamma, su babbo e fino a Manuela. In questo andare e tornare di un Brasilluches, di vergatoria pedendo perdono, su rimorso, su dolore, s'amore e savaghe che vi cercando intra e su mattessi, lascia che su tempo si fermi, a icci mi vasio, hanno gattato paghe e a si interreginata della vita su tempo si sta bene fermato e con esso su dono, sa tristezza e questa guerra perdita può farsi illusioni. Non di più a finire dei gai, ma questa è la libertà che vi cercando, però in noi a su manco sei scetti Stefani. Conto sei stato con diligia e destrezza letteraria e parola bene laureata in susino. Sono sentito della vita e in del scozzone dell'anima di chi era descritto. Non lasciate un bello nunzio, pistinno, pensate con sa conca ostra e lasciate a banda dosi valentia. Non cercate al vanagloria, ma libertà è vera. Cercate amore, amate vos e schede amare. Complimento a Mario. Se leggi la mappa. Mi intendete di aici? Grazie. One trotta e mai bruso. Una, scettuna, s'ultima, siga ripitia intre mei. Accordava de ore in su bagnette dome mamma. In sairi su profumo su mi preni scarica. Non sbendia mai questo fragubello. Indieniti de questo status de invidrio. Da sappu sempre con notas in cui, cu da sampu da se strambeccasa. Manca isguidasa da sarallocarasa.
Sibiri che a mamma ti piace ti carenti tutta forma. Sempre accanto a si sprigo. Ci sei deu a inter si sprigo. Savacci de una accanto a fai 40 anni su. Non parli beru su, a commenti boba al suo tempo su. Sa cara, papa sa de non di contanta. Groga commente sa de un motto. Sapete tu sosteni tutto sui segni su despensamento su. Accanto in lavrasa, in trempasa, a in giro de spaparistasa e in fronti. Isfrunzasa scoppianta tutto. E i su, prima niente su che pisce, lucentisi, e poi fontanno a pauso, a ruviazzo su. Custotta però è l'ultima di aderusu. Brava, bravissima. Questo è un dono dell'associazione. Dono che la fa e complimenti smannoso. Grazie. Presentate una domanda. Ah, Natascia, aspetta di noi. No, prima del voto non hai casato un pezzo su Accostadì. Quindi Non si intende in te. Sunica femmina, c'è da donare che cosa segnalazione. Sì. Però su primo premio questa che Natascia è brava. Ma scrisse sempre con Alessandro, dove voglio scegliere che questo conto tu hai scritto a sofa, o sempre con isso, su video che stengone fendi su video. E sono curiosità. Insomma, su questo conto dopo scritto a sova, poi i Stefani, da tu conoscia, su nomini su, non vi era questo, era tu conoscia, su nomini da ricevere un po' più mio, poi da te non dice ricevere quanto. E tu casa noso scrive su impari 208 su, e tu casa uno iscrivi, è stato a giurare, a concordare. Tocca Grazie. a pochini non usciti. Ti ha fatto pure un libro in Parisi e ha vinto premio su Metas. Complimento su. A descrivere altro su. E poi tocca a Lorenzo Brandino. Lorenzo Brandino vive a Milano e ma di dispragi puro non può venire. E tanto ci ha promesso tra l'altro che è molto contento di questo premio poesia ISI che da venire ai nuovi si conoscere e comunque poi non poteva essere no. Ha descritto la poesia che attento sa menzione di sa giuria su ditto questo, Undar de Verano. Scritti in usardo un locutoreso centrale, quasi nuoreso. Vola su tempo su in sizzetto vano che undas che fiorin in su mare, in su continuo muovere, esandare, pare su mano appena e su consolo. Alla lizeras che stende in su volo, dolos e gozo su mistero arcano. Es perenne sa lotta l'arena e umbra non li lastima sa sorte, che appare lizzera e canto forte, sicchi sa si stagione de sa vita. A borta spare che sia finita, avanzi con comente un'artalena. Sempre in chirca de piccare volo, prosumano disizio a mazzorare, ti tener firmo, non lascias andare, ma pare ti rimarrida, non si spera. Vinzas che carchinova ti ritera, di scoperi sardir de cosolo. Muda su tempur dai grigio e scuro, frittos il verro, scalurar di stio, vortas a mala sorte, in forza e brio, in su continuo morrere e naschire. Quando torra berano a fiorire, appedi su portello a su futuro. Improvviso rinnova su mistero, lucente tra carigno ordenatura, s'anima luce, de essenza pura, torra s'amore in coro a palpitare. Sa vita che rinnova su brillare, fini su frastimmo e su desispero. Torrana as promissas e isperas, irmenticas ardier discornortu, pur su tempus che t'ha fatto torto, come ringrazias a coro sicuro, e ti miras pronto a su futuro, che t'ha aperto novas camineras. Lorenzo Brandino. Seconda menzione come annunzia. Seconda menzione. Sì.
segunda menzione è di Anna Perotto, Vittoria Anna Perotto. Questi? Di Salighera? No, non due. Chi è che si dà questa poesia? No. La sa vedere. No. Infatti su puoi dare de Alghero, del suo Cattacao, è quasi incomprensibile cosa dice. Perciò, tanto ci causa addirittura su premio speciale della giuria per Antonio Ignazio Garau. Poesie a Somanco Poeteggio. Antonio Ignazio è tuo amico dei Isili, è amico della poesia e ci viene altra volta da noi, poi si fa compagnia in me da occasioni. Si presenta di 78. Pobesiria Sumancus Poeteddu este una meta poesia, ossia una poesia che me leda da sopra sa poesia e tutto, che s'abbaida da come in un ispigio che richiede sa risposta a sa pregunta antica e sempre noa, e tessa poesia. Con formas antigas si può fare che poesia moderna? Si può tornare sa poesia cantata, sa poesia scritta? A tutte queste preguntas Antonio Ignazio Garau non dimostra chi si può. Che la natura della poesia è libera e non valia troveasa. Su poeta este un conoscitore fine e ischido del suo linguaggio poetico contemporaneo, conosce su metro e sa retorica, sa rima ingrugiata fatta dotta a mettere a lima, che ischi di impreare finasa in sa vaina poetica de sa terra e sonuragi, o che accudus de Omero. Sa repentina vide un genere poetico in crisi, tanto più salutamos con diciamanna su travaglio che sfatende Garau, che con s'umilità che lo distingue, quando si defini di poeteddu, e storrende a noi una prenda della tradizione poetica e culturale del suo capo de Giosso. Dato grazie ai amigos dessa poesia, grazie a sa giuria vinsa po questo fueddo bello su che goffio strinai, mi pare ti vinsa troppo, po' mi pare finza troppo, però dos agradeço con piacere, poiché che de sicuro i amici dessa poesia e sa giuria scinti una cosa che forse si leso su meta che sei si noi non scidesi. E stannai che questa forma metrico-poetica che è repentina e con i amici dessa sozio repentina e mutetto su seu profenda torrai a piazzai, pari di chi uno dei primus rappresentanti ma non si scidi chi dappano inventata issu o no, dopo la fai circa materia per professori che oggi gusta. Però pari di chi sia dall'Ompia atterrava, su capitano dell'errava e terrava, portata da un certo Giovanni Azzori Craddaciaio Isilesu, Candu, non si scidi. Professori che oggi forse dicevo già in sinsillighendi può fare questa circa. In state due metà dell'800. Poi non tenevo arrasto in ala de Campitano, dessa repentina, fino a quando non l'ompi atterrava questo Giovanni Azzori Isiresu, Craddaciaio, che si coglia da Innia e con suo cornaun di pesata, sa prima scolla del repentina. C'è tu pensa su un'altra cosa, però mi cippa se lì sa poesia. Sa repentina pare che ha tramutato dei zilleris, dei scoglias, dei bettiaris, dei festa privatas a su parco in gli ultimi anni del 1800.
E sassa pregunta chi mi faccia a me e tutti a posatro, ma da faccia professori che oggi esti. Anticomenzavo i sottieresu su e Giovanni Azzori su Graddaciaio con il Sterravesu Sant'Isichiu o è su sedi a Simbresi. De sicuro teneu su s'adatta de commensu de ottieri, no? Ma non scideu se quando si arrepentiano de vestire dei silleri e dei festas e a tramudao. Forse si funti sottieresu su con sa gara locutoresa, ottavasa, chi danti portata e zio Azzori e scapitanesso Santinao, ma dove in tissu si poteva fare il nostro pure, poi tanno. O forse si è assumbresi, non d'uscire. Come ti si sia, può bessire a su manco poi tetto. Si canta una repentina e do faccio se ne banto, una repentina si canto, custa puro e poesia. Mancai non sia d'arte mia, bollo un trai diretto in parti, mancai mia non sia d'arti, questa sfida deo d'affronto. E in sandu si pregonto, cali esti sa maniera, po vai poesia vera, scofia in middu su segreto, de d'usciri den giappretto, pensa ai doi e torrai in misceta, pochi deo prusu non peda, che mi pica dai spinniccu, po agattai verso a ricco de sentido e de bellezza, su chi lompa con finezza ai scorda de su coro. De profai mindionoru, mancai se ne d'usci fai, mindionoru de profai, i tandiessi deo sapiri. Poi da mia da pracia a iscriri con un versicetto bello, chi tu pighi da modello, po tu vota ragodai, e chi faccia da cantai che accuddu su de Omero. Pocussu il fueddu sceru, c'all'incuno finza grussu, sceru il fueddu su pocussu, carico de allegoria. Questa rima cosa mia, con sa spera chi essa giustasa, cosa mia rima scustasa, si da sfazzo che è una strina. E poetica faina, arcadica o eclettica, e faina poetica, dessa terra e sunuraci. De sicuro sa da praci, cassamutta, di da furu, sa da praci de sicuro, poi testa retrogada, con sa rima ingruciata, fatta dotta a mettere all'imma, ingruciata con sa rima, no è moda ni sonetto, no è mutto e ni muttetto, ma un verso scatrallutto, no è muttetto e ni mutto, no è stottava o battorina, est informa e repentina, dei mannus con sa norma, de repentina in forma, con ispesa setti un liso. Sa poesia est un ubisu, chi si incidraga d'attesu, e s'allevi a cuddu pesu dei stridingiu de sa fida. Sa retorica cumprida dona voce a su sentidu, e un coro, mancai fridu, dai pressi d'intra den callenti. Ie pocussu chi sa genti si da fai pigai sa mano, e conosci su berano de sa mente accitrinata. Appo fatto sa concada, non mi pari bella meda, torrai midda con da sceda, su segreto dell'icona, pochi deo fatta sa bona possa scrivere verso bellus, ingespiao che grafellus, prenu de sentido, beni fattus, cuncoidu, e preziao che issoru, pochi lompat a su coru, e du prengiat a de paci. De amicanzia una raci, sulidi in ogni allogu, e si spracia che su fuoco, in dide ventuestru, e a modi di all'estru i scerbeddu prus perdrosus, fins a cudu prus curiosus, e si intrannia profungudasa, e a ici se ne dudas, poi teddu ia vessiri. Grazie. Che poi te, poeta manno, se per piacere di premiare, poeta manno di esti, senza del maestro, e non scetti, tu fai di su, però, io avessi bello ad intendi, che da manca di una parte, da manca su canto, no? Da manca sa parte una delle parti, c'è, sì, possa a tarota come tennaia a preparare, però ti do un gusto, grazie a me da tui, grazie a me. Bravo Antonio. Grazie.
grazie a Antonello, penso se pondai un altro stesso di Isi, di chiesi azzori, poi Luigi Savannai e chi ne furia, ma devo volle un altro fuetto proprio per il suo territorio, come hanno prima su Sindico, come hanno Luigi, no? Su Sarcidano. Un poeta Manno, si rimaniamo prima, Pedro Mura, Nino Pucci, benvenuto Lovina, ma io voglio pensare se ricordai un premio che penso che anche un anno a Oisi via di noi, che è il premio dei Scrocche, non c'è Teresa Veneta Voironi con Renato che anche traballò Meda, e questo premio tenia una sezione importante Meda, che è dedicata ai scolas, ai spippius, ecco, io penso che su Sarcitano proprio sia da a occupare di questo lavoro, quindi grazie a Teresa per aver fatto tutto questo lavoro che hai fatto. Spero che potrai avere tornando a società. Dicevo a pezzo di gusto Giovanni Graddagiaio. Quando vi avendo questo libro che si sta regando moi ai vincitori, devo riuscire già di questo Giovanni Graddagiaio. E non ci siamo mai riesce a comprendere chi gli poteva essere. Perciò il suo libro ha 360 e per uso 9 mesi, su 1 mese 1 o 2. Però 2 anni di da Rabra, un Viciocco, ma mi ha fatto uscire, forse se Nuges, Giampaolo Nuges forse, sanno passato tanto. Mi ha fatto uscire, io ho sagattato, stato de morte e de costume. Dengo è morto su 810 o su 912, ma non sono tanto sicuro. Comunque, Dengo ci sono riusciti a comprendere che aveva due frati, noi conosciamo tutto su zia Eliasa di chi è amato. Zia Eliasa è il fondatore, il socio fondatore dei amici della poesia. Amato è da suo nonno, perciò che chi suo babbo, Amato, amatore, Azzori amatore, via da suo nonno di zia Eliasa. Bene, questo Giovanni su Graddagiaio via due frati di questo Amato, nonno di zia Eliasa, in pratica. E perciò su mistero è stato, perciò quando io so fare un'altra edizione del suo libro dei Romaio, devo adesso su Omi su Uno. Bene, e ora ci riauso dunque, Vittoria Anna Perotto è una cosa, su terzo classificato, Giuseppe Tirò, torna Giuseppe, con una poesia che è intitolata Proid incrinata, scritta in gallurese, castellano. Oh. Giuseppe partecipa ai premi in continenti scrivendo un sarto, non scrivi in italiano, e vinci. Così arriva poeta e Giuseppe. Vabbè, hai detto tutto prima, leggo solo la poesia. Proid incrinata. Lo soli anda il tuo tassi, l'incrinata di una sera del Tio. Sarà inutile, ma pro al tregnili mani, l'aleno di ladì chilvani. Tutto a gabba, pendola, silfugli. Comente lugori di un uomo che intende il vaporare un antico amore allugato in segreto, comente l'uomo che si caldia alla vita ghiera, finzamente alla più cruda, avvisente lo suo tempo in picchià e a cresarsi la candela. Timbara un sentore di culfinata malinconia, il papurato da niente, minimato da nulla, né manco violente la luna che il frisa o due animali imbicchenti la sua maia innanti allo tremmo l'oro dello mare, in uzzurdore così vivo, da intintitillo padolai lo sangue. Siamo fatte di fango, impaltate di tempo ed eva, siamo granarelle del Rena resi non il coglio, siamo in pari vento, marizzata, bolo. Su secondo premio este
a Giuseppe Antonio Puliga, Giuseppe Antoni Puliga, di Saldu, Fentanasa. Buonasera a tutti e grazie Isil, grazie. Fentanas, ispettan su sole, fentanas apertas, che brazos fizzos, e naras. Intendosai fumentor derano. Comincia dai nou, uomo. Incomincio, scusate. Comincia dai nou. Sì. Fentanas, ispettan su sole, fentanas apertas, que brazos, fizzos, e naras. Intendosai so fumentor derano, cando migaligna schizzos. Sino, que non si arrea sa vida, poi già pidorios, o vadalo de vago contu, iscuttas. Anabussare vo nuda oe. E si mai in aposentor boidos, puntos chirrigos apiccaos, a cua menguan lugore a su gras, preguntas, hacemos imbezzaos, tando istringuimos pavaules e tzizias, po virmare grinas e meles fragare. Ramos a vida por mil que deve contar Primo classificato della sezione A di Labrammi Lubulu, Gigi Angeli. Di dare più importanza di parlare in italiano, però di dare più importanza di essere presentato in italiano. Basta di giocare a questo che è classificato. I tenere restano via che manno, caro Gigi, di poter leggere questa motivazione. Uno veta a manno, chi mi ha imparato tanto, chi merita rispetto e chi merita da tutto su chi è resinde. È un augurio di seguire sempre in quest'anno questa vita. Ma senza sognare, sempre sognando. Poesia di slancio e deciso di olare, insuirde della gioventù, de che sognare, carignare sin creare benidore, camminando cara a infinito e orizzonte della vita. Integrare in immensidà de su mare, a salfrinas e soscarino de esas ondas, s'animo e spirito giovanile, che a te non mancava, mi pare. Ma non sempre sul mistero della vita, sui verdi die, agatta a colazione a toppo, con sorvisos e visione di questo tempo birde. Carche orta, infatti, sanno nella vita il finza impiegata e fini per mortichinare bisos e chimeras. E quando svani così lueldi di Lutricu, pronto a messare, saranno su maduros e su sole della vita attoppada, a s'interreghinata con su mare, ad ora sono usamento de sul pisos, che non si sono avverados e son luscos de sus tempos colados. Su poeta, che ha sempre composto lirica de galania, in custos versos esortos, armoniosos, musicales, in un bello gaduresu, mostra da abilidade, di legia e sentido. Non lascia finta su un pensamento umano, sia il mezzo senza vita, un ugerzo maduro o un ugerre di gioventù, ma fino a chiarere o faghe che in sa realtà e in sul viso si contrapponene. Ma sommen in sa vita ha sempre tanto bisogno di sognare, cercare illusioni che diano pace e serenità d'animo, di brenare su poi tutta sa realtà e sa poesia
Questa poesia che tu hai scritto, non sa di conforto, durante a tinghe, di irde, su tempo scolato, su tempo di su, ti guerra di gioventù. Complimento al manno. Grazie mille. Mi aggrada a me da questa presentazione di questa poesia che ho fatto. Perché mi sono istrata veramente in suo merito di questa poesia, no? Su messaggio, vamos a narrare, che questa poesia è normalmente data. E quindi, grazie a me, a questa giuria, un saluto a tutto il suo pubblico. E questo non barretti, no? Che tornare in paesi, io sono stato in che in Ciriminone, in questa sperra, sono geometra, io sono dipendente di una ditta di Oristana, e ho costruito queste scuole medie di ortacisos. E alzaimos di noi, mandas a buffare pinoni e due mandas, vernaccia e segarillos, arretti sorbetti, ed era entrare in contatto, diciamo, con quello che era l'ambiente da cui noi venivamo. E uso l'Urisinco dell'Uras. L'Uras è una enclave, vamos a narrare, logudorese in sugoro de Sagadura. E grazie a questa posizione, incanto all'imbazzo che usiamo l'imbazzo di Sabica. Sabica fa tutto il suo spuzzone, se così siamo noi, se la sfediamo tutto. E quindi poteva poter essere una poesia in logudorese, la mia in oghe è in gaddurese. Di lavrami lupolo. Vuli, non bidone di mondo, vuli bulà. E di ciò su corrini pa campi in alba, sfrigendini in tricueldi, ma storia di topedi e la terra. Vuli alleggiatti lea e imbridalla le mani innanzi di un panni di luato e lo traino così spiccianni pratta. Ma aigno il traglietto non hai che petra asciutti. Vuli stindi le mani, onde la sarra di lumari non era che abbaglio di la tua mirata, ma ferma era l'altura. E a piedi non hai che lo palcoso. Vuli poni via i tuoi pensieri con una sghinta di luintino d'occhi, al sendicilli in volo un carigno di pinnoli, ma i tuoi piedi cristalli sono scantati. Voli varà l'umari, l'ulieri della tua amina, e abbivallo a vento infracarigni li suoi di sciume, scontriato in mezzo a scordinieti, senza pietà un'onda nello scraccia. Falla a stento melino le lacrime, l'ingrispi della tua cara, svani così lueldi di lutrico, la sarra di lumari, e lo grueglio da brami senza provetto, ricui allo sogno, la candine alle nastoli, lo nosco svapiato di lasetto. La leggo in italiano perché non penso che sia ne metta a masticare, sono non leggo. Allora, degli aneliti il volo. Volevi volare felice e correre per campi in erba, sfiorando creste d'onde,
del grano verde, ma apatica ai tuoi piedi ne è la terra. Volevi accarezzare l'acqua, imbrigliarla nelle mani prima del salto del guado e spannarne così l'argento dal rivolo, ma dito sotto il tuo guado non solo sassi asciutti. Volevi estendere le mani dove l'orizzonte di mare non è che a bacio del tuo sguardo, ma era statico il poggio e da tuoi piedi non hai che il baratro. Volevi instradare i tuoi pensieri con il sorriso di Edide da pupille, levandogli poi in volo con carezze di palpebre, ma i tuoi piedi sono cristalli infranti. Volevi varare in mare il vascello della tua anima, dargli l'abbrivio al vento tra le carezze soavi e vive di sue schiume, ma sconnesso tra neri scogli, senza pietà alcuna, un'onda lo risputa. Cadono in tiepido stento lacrime sulle rughe del tuo viso, svanisce. Svanisce così il verde del grano, l'orizzonte di mare ed il groviglio d'aneliti senza riscontri rincasa nel sogno, lasciando alle narici l'evanescente fragranza dell'attesa. Andrai atrasa, bella. E dunque, so acabau questa festa bella de su sociu, amigos de sa poesia, con un poeta naraus un veterano de concursos de poesia. E Gigi Angeli con una poesia bella, bella, meda, e poi un poeta che scrive in due lingue, in sardo e in galluresu, dunque festa posso sardo e festa poesia tra lingue che gestionaus in Sardegna. Festa manna si dà meritaiana e noi si dobbiamo donare appuntamento a Occanno Chieni di fare 2 anni. Dobbiamo avere 2 anni per fare questa festa della poesia in noi in Isili. Grazie a tutti dei Sibenius. Noi torniamo su questo a Luigi che si narra che una cosa. Il ringraziamento lo già fatto prima, noi ringrazio d'ora a noi tutti i poeti che sono più che sono te. Hanno detto piacere di accompagnare in questa festa di oggi, a sa giuria, e questa festa che si chiede a fare in sa sede nostra, di noi, di fronte su Banca Sardegna, che è sul centro sociale, di sa sede cosa nostra, e si viga su un convito, si va a fare qualche cosa a fare. Perciò noi ringraziamo a tutti e su Maria si serve da noi. Credo che il suo comune ha preparato qualche cosa voi giurare, per la giuria, insomma, però penso che sa tutto, sapete un bacio tutto cazzo, ci voglio 2 minuti a spostare a stasera. Buonasera a tutti.